Allora, no, e come faccio a fare sto video che ho tutte le notifiche così? Amore, can you go find that thing? You have like 4 or 5 minutes to find it. Please. I'm eating my lunch. I know you're eating your lunch and it was delicious, by the way. Ah, buonissimo. Allora, quindi devo perdere un po' di tempo. Guarda come ride il piccione che insieme a Orsolini che saluta la maglietta. No, ad un certo punto, perché dico, ma quando entro Orsolini? Perché ce lo siamo chiesti un po' tutti o no? Castro, vabbè, magari non stava al meglio della cosa, ma le formazioni di italiano, ad un certo punto, io credo che ce lo siamo chiesti tutti, ma Orsolini non... Perché poi avete notato Ndoye a destra, la Ndoye, e su questo concedetevi, poi dopo, insomma, non ha fatto, però all'inizio è il risultato pericoloso, poi non vede la porta sempre, però va dato atto a Umberto che il giocatore non era male da individuare. Noi è chiaro che Garnacho, Adeyemi, Picandoie, pensavamo qualcosa in più, però col senno del poi un Ondoie ti poteva far pure comodo. Ma al di là di questo, credo che sia una cosa interessante. You can't find it? Hai bisogno dello sgabello? Ha bisogno del mio stool? E te lo diamo subito lo stool, perché dobbiamo subito trovarlo. Adesso voi dovete perdere un po' di tempo con me, finché non arriva la cosa. È una cosa incredibile. Sta a terra, vedete? Non lo posso far vedere. Allora, calma, perché come sapete adesso io mi devo prendere le mie soddisfazioni al contrario. Ve l'avevo detto che vincere in Europa dà extra forze mentali. Lo posso trovare. Lo puoi trovare? Senti, sta parlando l'italiano, sta imparando. Mi è arrivato il messaggio che sto leggendo, non buttiamo questa occasione. E che vuoi buttare questa occasione? In questo momento, ditemi nei commenti, Conte cosa sta facendo? Oriali! L'avete visto Oriali? Ieri c'è un video che Oriali dice, gli chiedono, si sta facendo le foto con i tifosi, bellissimo tra l'altro, proprio stupendo, un uomo di un fascino. Gli fanno la foto, domani forza Bologna, così, tifiamo per il Bologna. E lui con grande... anche con grande charm, perché è charming, con grande charm and shake, lui dice, facciamo finta di niente, insomma. No, you can't find it? Oh my god, no, non l'ha trovato, il teddy bear, vabbè, comunque ce l'ha, e io ho detto, vai a trovare il teddy bear, perché? Lei mi fa, perché? Mi dice, e dice, no, perché se segna Orsolini. E io il titolo, a costo di perderci visualizzazioni, perché lo sapete che io ci tengo, ma fino a un certo punto è più importante il valore del video stesso. Quindi il titolo è solamente l'emoji dell'orso. Mi aiuterete voi a far girare il video mettendo tanti mi piace. Quanti mi piace vale la vittoria del Bologna contro l'Inter quando il Napoli ne ha approfittato però prima? Perché può essere che la storia della pressione vale anche tutte e due le parti. Poi, allora, questa è la metà dell'opera. Abbiamo fatto la metà dell'opera, cioè l'aggancio. Proprio domani mattina alle 9 proponiamo, e ha più senso adesso, la reaction, perché quello di ieri è stato quello di stamattina è stato il video su Conte che molti avete visto, e vi ringrazio perché video complicato, video lungo, quindi vi ringrazio tantissimo, ma adesso basta. Oggi, in questo momento, mettiamo un attimo da parte le cose di Conte, il Napoli che gioca male, malino, maluccio, però comunque alla fine così. Io come si dice? Ho took a nap. I've taken a nap. I have taken. Can you say that? I took a nap. No? Il pisolino, bravissima. Ho schiacciato un pisolino, perché in Italia si dice schiacciare. Ho schiacciato un pisolino. Lo so, si dice così. Ho schiacciato un pisolino perché il primo tempo l'ho guardato così, poi mi sono un po' abbioccato.
Quindi non vi so dire se l'Inter ha giocato benissimo, se il Bologna... Ho visto il finale dove c'è stato quel palo, ma era il fallo sul portiere, così, quindi l'Inter... E poi il discorso delle... non ce ne foto niente, che bello così. Italiano, benvenuto a Napoli, futuro, no, non si può dire. Non c'è l'orsacchiotto, vabbè, fate conto che tengo un orsacchiotto. Io e Orsolì, poi con la intelligenza artificiale trasformiamo questo in un orso, si può fare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lasciate un like, forza, che cosa state aspettando?